E dunque questa prova d'apertura del pomeriggio conclusivo del Trofeo Sogeis. Ricordiamo che domani comunque in questa piscina ci saranno gli atleti delle categorie esordienti per continuare e completare il trofeo. Intanto Gaia Zoppelletto in corsia 7 dopo i primi 50 metri di gara. Il primo quarto di gara se ne va in archivio 1:06:47, in 18 centesimi 3 nuotatrici, Zoppelletto alla 7, Savoia alla 6 e Giulia Lelli alla corsia 5. Giulia Lelli si è portata in avanti scavalcando Federica Savoia, che è scesa in terza posizione. 35 i centesimi che separano le tre nuotatrici, quindi veramente si può dire che sono tutte e tre sulla stessa linea, ma vediamo al prossimo passaggio, che sarà quello di metà gara, le varie posizioni. Ai 200 dunque Gaia Zoppelletto, Giulia Lelli, Federica Savoia. Il duo di testa aumenta rispetto a Federica Savoia. La seconda parte di gara con Zoppelletto 7, Lelli 5 e Savoia 6, le corsie di riferimento. Siamo ai 250 metri con Gaia Zoppelletto, Giulia Lelli e Federica Savoia, quindi nulla è cambiato rispetto al precedente passaggio. Completano le virate Bernini, Avanzo, Di Mito, Rosin e Biagioni. Siamo ai 300 metri, 4 le vasche alla conclusione. 47 centesimi tra Zoppelletto e Lelli, e saranno dunque gli ultimi 100 metri a regalarci il nome della vincitrice di questa seconda serie. Intanto per la prima serie, in prima corsia Domiziana Guanzati, alla 2 Chiara Fornasari, alla 3 Giulia Fraccaro, alla 4 Louise Sofinimb, alla 5 Letizia Dognini, alla 6 Rebecca Lorini, alla 7 Camilla Benzoni, alla 8 Camilla Caffarri. E iniziano gli ultimi 50 metri di gara. Zoppelletto alla 7, Lelli alla 5, Giulia Lelli in corsia 5 sferra il suo attacco e si avvia a completare la prova, ed è Giulia Lelli che chiude in 4:43:11 ufficioso.